A Ca' Farsetti ieri mattina è stata presentata la terza edizione del trofeo Lilt Venezia, la regata a scopo benefico promossa dallo Yacht Club Venezia in collaborazione con il Diporto Velico Veneziano, la Lega Navale Italiana sezione di Venezia, Vento di Venezia a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. La competizione si svolgerà domenica 11 maggio nelle acque antistanti il Lido. Sarà dedicata alla figura del dottor Carlo Pianon, scomparso di recente, punto di riferimento per i pazienti, per i colleghi e per i volontari, legato da profonda amicizia con il presidente dello Yacht Club Venezia, Mirko Sguairo. La regata è nata da un'idea dei due con lo scopo di unire sport, solidarietà e sensibilizzazione. Tutti gli equipaggi indosseranno la maglia rosa della Lilt, ha sottolineato il presidente Sguairo, ricordando quanto la particolarità che distingue Venezia renda difficile il trasporto dei malati e renda ancora più importante l'opera di Lilt, consentendo una vita dignitosa. L'iniziativa infatti ha come scopo raccogliere fondi per sostenere il servizio trasporto per i pazienti oncologici meno abbienti, permettendo di acquistare mezzi acquei che consentano il loro accompagnamento nelle sedi dove effettuare le terapie. Pulmino Amico e Vaporetto Rosa sono i due progetti che vengono portati avanti, il primo per accompagnare i malati gratuitamente dal domicilio al luogo di cura, il secondo come iniziativa itinerante di prevenzione e informazione sanitaria dedicata alla salute delle donne. La Presidente del Comune di Venezia ha definito doverosa la dedica del trofeo al dottor Pianon, elogiando l'iniziativa volta a lanciare un messaggio di sensibilizzazione. L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all'Ilt Venezia per continuare a portare avanti progetti di aiuto concreto e prevenzione sul territorio. Stema svuota tutto, hai sentito bene? Dal 5 maggio ogni mattina dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al sabato, Stema a Portoviro fa piazza pulita. Bikini e costumi donna a 10 euro, bimba a 3 euro, bimbo a 2 euro. Corri prima che finisca tutto, Stema, il vero affare, ti aspetta a Portoviro.